Buonasera a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati ad Archivio Jedi. Ciao CF, buonasera anche a te. Ciao, buonasera e ben ritrovati a tutti e a tutte. Oggi continuiamo con la nona puntata di questa stagione di Archivio Jedi, quindi stiamo, come dire, ci stiamo avvicinando verso la fine della stagione. Alla fine sono già 9 mesi che andiamo avanti con questo format dedicato a appunto commentare tutte le uscite di libri e fumetti di Star Wars delle ultime settimane, in particolare del mese scorso, quello di aprile. Ovviamente iniziamo a salutare la chat e ovviamente a ringraziare tutti gli spettatori. Ciao Raghi, oggi si parla del miglior romanzo su Throne. Ciao Christian, grazie mille Christian per la donazione di 2 euro. Ciao Monica, Gianluca, il grande Claudio anche, c'è Matteo, Alessandro, grazie mille. Ciao Sergio, viva la Repubblica. Siamo tutti la Repubblica. Alessandro, ciao. Eduan, siete un sacco ragazzi. Mattia, Stefani anche che ci fa una donazione di 2 euro. Grazie mille Stefani, ci dà la buonasera e Grazie. anche indietro con gli acquisti e la lettura, però ascoltarci è sempre un piacere. E grazie anche a Lorenzo, che anche lui ci dona 2 euro per una vera diretta stellare. Grazie mille Lorenzo, e anche Misia. Ciao Misia, saluti al País Bascos e buonasera anche a te. Devo dire, mentre preparavo questa diretta, mi sono accorto che erano uscite molte meno cose di quanto pensassi e quindi ho anche tirato un mezzo sospiro di sollievo, perché ammetto che ad aprile sono andato in fumetteria tipo prima che uscisse tutto e quindi non ho recuperato tutte le ultime uscite, però un po' di materiale da farvi vedere tra me e CF c'è, e c'è comunque, ci sono un po' di cose di cui chiacchierare, soprattutto nella seconda metà di questa serata, di questa diretta. Ovviamente vi ricordo che potete ascoltare questa diretta anche sotto forma di podcast a partire tendenzialmente da stasera, quindi finita la puntata verrà subito caricata su tutte le piattaforme di podcast, per cui se non avete poi modo di ascoltarci, di seguirci per tutta la serata, potete recuperare tranquillamente magari domattina andando a lavoro. Vi do qualche idea. Bene, io inizierei a fare il solito recap delle uscite di aprile e così poi iniziamo con il commento. CF, ti chiederò un supporto, diciamo, Visivo, Valletta. esatto, audiovisivo, grazie, la Valletta CF. Allora, iniziamo con il 7 aprile, in cui è uscito La guerra dei cacciatori di taglie numero 2. La guerra dei cacciatori di taglie numero 2 è... Allora, facciamo un'altra cosa, visto che siamo un attimo in... visto che lo spillatino mi sa che non ce l'abbiamo, faccio una cosa ancora più importante, o facciamo così. Abbiamo il supporto del nostro calendario, che vi ricordo sempre, lo trovate a questo link, ve lo potete anche sincronizzare con il telefono e non perdi più nessuna uscita. La Non guerra dei stampatevelo che tanto le date piace cambiare, quindi... Sì, esatto, sincronizzatelo sul telefono così ce l'avete lì, noi lo cambiamo noi per voi. La guerra dei cacciatori di taglie numero 2 è il secondo spillato di 5 del crossover La guerra dei cacciatori di taglie, contiene la miniserie omonima ed è anche il primo albo che contiene i cosiddetti War of the Bounty Hunters Companion, quindi quella serie di 4 one shot dedicati a singoli criminali. In questo caso troverete l'albo dedicato a Jabba the Hutt in questo volume, in questo albo. Poi, sempre il 7 di aprile è uscito Throne, l'ascendenza, volume 2, e qua lo mostra CF in edizione italiana, mentre io un po' me la tiro e mostro l'edizione out of print limitata a 750 copie al mondo, più tutte le edizioni stampate in lingua francese che hanno comunque deciso di riportare questa bellissima illustrazione. Mi sono un attimo frizzato perché ho letto la quarta di copertina e non ci raccapezzavo, e quindi... Perché? Tra Cosa la c'è flotta e la scritto? famiglia, a chi va la tua lealtà?
perché siccome penso sempre alle famiglie sovrane, alle famiglie regnanti, leggevo tra, Mhm. tra la flotta e la famiglia, ho detto, cavolo, la famiglia di Tron, mi ero un attimo perso, mi ero Ok. impanicato. Tra la flotta e la mamma chi sceglieresti della serie? Beh, ovviamente la flotta in questo caso. Comunque, questa qua appunto è l'edizione deluxe, ve l'ho già mostrata in un unboxing qui che trovate sul canale. L'edizione italiana è il classico copertina flessibile con effetto soft touch più le parti quelle lucide, giusto? Esatto. Bello, quelle sono Con le venute alette proprio interne anche con le appunto alette interne. integrate. Sì, quelle son venute proprio bene. La settimana dopo, il 14 di aprile, invece è uscito il secondo volume, della serie a fumetti dell'Alta Repubblica, Il cuore dei Drengher. Questo è il volume cartonato, che raccoglie, il secondo arco narrativo della serie Marvel, quella diciamo, per adulti scritta da Cavan Scott. Io il volume non l'ho ancora recuperato, ho qui lo spillatino con la copertina, bellissima tra l'altro, c'è quest'illustrazione di Orla Giareni, secondo me stupenda, ma anche di Kiev in realtà, che mi piace davvero molto. Poi c'è scritto Jedi alla riscossa, che ricorda un po' Mucche alla riscossa e mi fa molto ridere. Quindi secondo volume appunto della serie a fumetti che prosegue le vicende essenzialmente dopo quanto visto in Si alza la tempesta, il romanzo sempre di Cavan Scott. Il 21 aprile poi è uscito il quinto volume dei racconti, la serie Star Wars Tales, che sta venendo pubblicata in versione integrale finalmente in Italia, una serie Legends, ma in realtà Legends oltre il Legends, cioè fa parte di quella infinità, cioè quel corpus di opere che sono fuori da qualsiasi canone anche all'interno appunto della continuity Legends. Qua c'è una delle cover secondo me più belle di tutte, forse una delle illustrazioni del lato oscuro più abusate su internet, che se ne vede, si vede più spesso, più frequentemente ripostata, però molto E figa che non perché c'entra niente col volume in sé. sì, esatto, però era Diciamo, una delle copertine degli albi, di uno di quegli albi lì. guarda un po' che c'è dietro. Ah, il vero Boba Fett? No, è infinita questo, non è neanche Legends, quindi proprio non esiste questo. No, che non vedevo bene. Non Vabbè, esiste ma lui proprio. è comunque più vero. Poi, sempre il 21 di aprile sono usciti gli spillati dell'Alta Repubblica numero 12 e Star Wars numero 14. Ovviamente Alta Repubblica numero 12 contiene l'albo omonimo americano. Siamo arrivati a un momento davvero critico per la saga a fumetti dell'Alta Repubblica, perché c'è lo scontro, diciamo, si sta per avvicinare lo scontro tra lo sceriffo Aver Chris e la Smuovi Tempesta l'Urna D, che è creduta essere per l'appunto l'occhio dei Nil, quando in realtà non lo è. Quindi siamo a un momento abbastanza critico e inoltre finalmente iniziamo a vedere anche gli effetti grafici dei livellatori sui Jedi. Star Wars 14 invece raccoglie Star Wars 2020 numero 15 e Darth Vader 2020 numero 14, proseguendo le vicende del crossover La guerra dei cacciatori di taglie. Arriviamo invece a fine mese, il 28 di aprile, con l'uscita finalmente, a lungo ho atteso, il 13° e ultimo volume di Star Wars 2015, cioè Banditi e Ribelli. Questo è l'ultimo volume brossurato che ristampa le storie già pubblicate all'interno degli spillati. Qua, ad esempio, c'è Chewbacca che picchia Darth Vader, che so essere una delle Mamma copertine mia, preferite dal nostro CF. che schifezza. Come si può? Vabbè, dai, ne parliamo dopo. E così arriviamo cioè concludiamo diciamo questo mese di uscite, che alla fine tra una cosa e l'altra è stato abbastanza parco, cioè 2 spillati, 3 volumi a fumetti, un romanzo, insomma, abbastanza contenuto, bisogna Diciamo più che ammettere. altro per i rinvii, alla fine. Esatto, principalmente per i rinvii. Infatti vedrete che quando poi alla fine di questa diretta arriveremo a raccontarvi delle uscite di maggio, vi elencheremo tutta una serie di cose
che alcune sono uscite un po' a sorpresa, altre non sappiamo se effettivamente arriveranno durante questo mese o no, però ovviamente è un problema un po' più complessivo, un po' più ampio. Quindi diciamo non dipende poi neanche tanto da Panini, ovviamente, è proprio tutta la filiera che è in un momento abbastanza difficile. E detto questo, andrei avanti con il commento. Non so, secondo te, CF, da cosa è meglio iniziare? Se subito con Throne o... Partiamo dal basso e arriviamo in alto? va bene. Vai tu allora, ti lascio andare. Cosa partiamo con l'ultimo brossolatino di Star Wars 2015? Sì, dai. Allora, a parte che secondo me è molto strano il brossurato, perché raccoglie fino all'ultimo non sapevamo, fino a qualche mese fa non sapevamo Panini come avrebbe fatto con appunto l'arco narrativo finale, che diciamo ce n'è un po' più di uno. Hanno optato per fare il 12° e il 13° volume, quindi Ribelli e Banditi e Banditi e Ribelli, se non sbaglio, sono Sì, invertiti esatto. i nomi, Sì, più sì, sì. Empire Ascendant nelle due parti, in quella dedicata a Vader e quella dedicata alla ribellione. Mhm. Quindi si conclude anche la pubblicazione in volume adesso di Empire Ascendant, che si unisce a Dottoressa Afra, l'ultimo volume della serie La fine di una criminale era Sì, la prima parte, esatto. e Sì, anche sì, sì. Cacciatori di taglie 1, se non sbaglio il Uno, volume era contenuta esatto. la... Ok, e quindi quello dovrebbe essere il ponte tra le serie pre e post episodio 5. Che dire se non grazie a Dio è finita, perché Sì. veramente molto molto pesante. 75 numeri, Deboz lo sa meglio di me, in 1/2 anni, c'è comunque un salto temporale in mezzo, sono davvero eccessivi, cioè davvero troppe avventure in un periodo di tempo comunque così limitato, che comunque si scontra anche con molte altre serie non necessariamente regolari, ambientate sempre in questo periodo e sempre con gli stessi personaggi. Vi ricordo semplicemente l'età della ribellione, o magari qualche intersezione con la serie Vader, i crossover, o anche appunto il crossover con Dottoressa Afra. Tra l'altro, E l'età della ribellione era stata proprio uno di quei fumetti in cui io, quando l'avevo letto, mi ero ritrovato a dire: ah, ok, ma allora si possono ancora raccontare storie sui protagonisti della trilogia originale interessanti, perché quegli albi lì a me erano piaciuti molto, molto di più rispetto alla serie regolare. perché? Ti sei dato un Perché perché? io mi sono dato il perché, intanto perché non erano tutte tra episodio 4 e episodio 5. Ad esempio c'è Luke Uno. che... Metti però quelle e tra 4 e 5, perché? bah, io direi per la varietà, intanto non erano sempre presi tutti insieme, se non sbaglio, cioè non era sempre il team. Funzionavano in autonomia e questa cosa dava un po' più di pepe alle storie. Io ho trovato questi motivi principalmente. Erano anche storie un po' più atipiche. Star Wars, secondo me, è stata molto ingabbiata nella dinamica di team, cioè di avere il gruppone che deve fare la missione da gruppo come in episodio 4, come in episodio 5, eccetera, eccetera. Cioè, mi è piaciuto vederli singolarmente in quelle storie lì, negli età anche perché poi ti permettevano anche sul singolo personaggio di approfondirlo un po' di più, anche se in poche pagine. Almeno io l'avevo vissuta così, non so tu che ne pensi. No, beh, io riassumo il tuo ragionamento essenzialmente con erano storie autoconclusive, quindi iniziavano e Sì. finivano, non dovevi avere 5-6 puntate di questi eroi che si barcamenano, che iniziano una missione di infiltrazione, vengono scovati, scappano, esplodono cose, uno viene fatto prigioniero, va liberato, quello è sempre quella. Basta, cioè, devo essere sincero, il 12 aveva qualche piccolo spunto, ma secondo me soffrono tantissimo perché sto diventando un boomer, ma i disegni di Phil Noto non riesco per farmeli piacere, mi sembrano piatti, un po' come il parere che ho con quel Bartok, quello che fa le Ah, sì, illustrazioni sì, sì, Jack medievale. Bartok, che tra l'altro adesso è stato assunto anche, cioè, assunto, lavorerà su Stories of Jedi. Jedi and Sith, esatto, quindi farà almeno un'illustrazione per quel volume Che lì. mamma mia, secondo me sono bruttissime, ma non importa, questo è un parere personale. Nei disegni di Phil Noto
hanno smesso di piacermi alla lunga, li preferisco magari un po' più concentrati come magari gli one shot, e la Secondo solita me come, figura come copertine sono ancora come di copertina ottimo livello, come eccezionale, copertina eccezionale. È uno dei... eccezionale. Sì, sì, sì. Però Sui sul disegni lungo delle storie, periodo sì. è che mi sembra che manchino un po' di dettagli i suoi disegni, li trovo piatti anche per questo, non ci ritrovo tanti dettagli secondo me. Parlo degli sfondi anche soprattutto, cioè mi sembrano comunque sempre in scenari abbastanza semplici. Il volume da 20 €, Lorenzo esatto. commenta: bello il volume da 20 €. Per fortuna è Mh. stato tutto corretto. Mh. Poi in sede di uscita, anche perché poi sul volume c'è scritto 13, Mh-mh. e quindi era evidentemente un errore poi del caricamento sul sito. Sul sito Mh-mh. Panini. Per chi non lo sapesse, ricordiamo, sul sito Panini era riportato, dopo che su anteprima c'era scritto 13 €, poi sul sito Panini Banditi e Ribelli era acquistabile a 20 €. Però poi quando anche è uscito poi cartaceo, dietro il prezzo era di 13 €, per cui poi è stato per fortuna corretto abbastanza rapidamente Mi a capita ridosso spesso di sbagliare prezzi sul sito sì. Panini comunque. Gli avevo segnalato anch'io più di un racconti sbagliato, Sì, ma poi alla o fine anche per cashback. basta di solito segnalarli anche direttamente sul loro forum, e comunque mi sembra che il loro forum sia su questi aspetti proprio più tecnici e non editoriali, ovviamente è cioè funziona bene, per cui uno li contatta e gli dice: guardate, c'è un errore di prezzo, e di solito le cose vengono risolte in fretta, quindi meglio così. E Anche perché concludo 20 € sì, il volume sì. sarebbe stato decisamente troppo. La strada è quella comunque ancora un po', Eh. mi sa. No, concludo semplicemente, vabbè, la solita figura barbina di Vader che è qualcosa di ignobile, la scusa di Vader, malfunzionante e tutto contro uno Walker. Ragazzi, anche se un signore dei Sith, anche con le mani legate ai piedi dietro la schiena dovrebbe farcela, quindi Ti ricordo cosa faceva da malfunzionante al dottor Silo in Darth Vader 2015, quando il dottor esatto, Silo gli aveva inserito lui i bachi lo switch e i off. bug e lo switch off, esatto, e comunque Vader ce la faceva. Ma qua era combattuto perché vabbè dai, ci siamo capiti, ignobile. E molto brutta anche, la fine, cioè, se non avessi saputo Che che era la erano fine? le tavole, esatto, le pagine finali della serie, che comunque sono una run di 75 numeri, le ultime 2 o 3 pagine sono molto anonime. Poteva essere benissimo la conclusione di un qualunque altro arco narrativo. Vero. Quindi mi ha un po' deluso. Sì, secondo me c'era un po' la non dico la fretta di chiuderla, perché voglio dire avrebbero potuto farlo prima, però c'era l'idea di: vabbè, noi chiudiamo, poi tanto si fa Empire Ascendant, e poi per qualcosa di un po' più grande rimandiamo all'inizio di Star Wars 2020, che aveva, secondo me, un bellissimo incipit con tutto i flashback alle vicende di episodio 5, insomma era costruita in maniera un po' più epica rispetto a questo finale abbastanza sottotono. Vero. Ovviamente diteci la vostra anche nei commenti, fateci sapere che cosa ne pensate, se anche voi siete finalmente, come dire, contenti che è finita, se comprerete l'omnibus quando mai uscirà. Secondo me uscirà l'anno prossimo. Senza dici? 2024. Non promettere che poi quanti anni abbiamo aspettato per Vader 2017? Vabbè che doveva uscire prima in lingua originale, ha ritardato anche quello. Sì. Non facciamo promesse Non ai facciamo ragazzi. promesse, no, infatti, però dai, prima o poi uscirà anche un omnibus di questo. Sì. E vabbè, dai, adesso la cosa, diciamo, più interessante probabilmente è l'inizio delle nuove serie direttamente, cioè non direttamente, l'inizio delle nuove serie anche in volume, che tornerà cartonato, le serie 2020, con quindi i due formati del cartonato delle serie, almeno di Star Wars, e immagino anche Darth Vader, mentre invece Afra e Cacciatori di Taglie rimangono in brossurato. Claudio dice che personalmente si è stancato anni fa della serie ambientata tra 4 e 5. Non sei l'unico, non sei l'unico. Secondo me, dopo i primi, diciamo, dopo Aaron e dopo Gillen, cioè dopo Gillen è stato, cioè a me Pac non è piaciuto proprio per niente.
già gli ultimi di Gillen erano un po' stanti, però sai, comunque chiudeva alcune vicende, tutte quelle legate a Trios, ad esempio, a me erano, comunque avevano coinvolto abbastanza, anche se un po' ripetitive anche quelle, però poi gli ultimi, diciamo, tipo 10, 11, 12 e 13, per me il nulla, cioè davvero livello La compitino. fuga penso sia il punto più basso della serie. Sì, sì, sì. Peccato perché ci ha lavorato Andrea, Andrea, sì. esatto, e ha avuto anche la possibilità, se non sbaglio, di fare lui il concept degli animali, delle bestie, quelli della fuga, però insomma un po' un peccato perché avrei preferito vederlo su una storia un po' più valida. Frizzante. Sì, 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 decisamente. Ok, a cosa passiamo adesso? Facciamo fuori i Due... racconti, dai, poi facciamo il Sì, botto dai, con Alta sì, 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 Repubblica. vai, vai. Beh, i racconti non c'è Io non l'ho niente da dire. recuperato, per cui ti lascio campo libero. Niente da dire se non il solito, larghissima parte racconti inediti, storie autoconclusive, ognuna fatta da un team creativo, quindi disegnatore e scrittore differente, alcuni numeri tematici, tipo c'è quello dedicato interamente a Boba Fett. Se avete visto la serie recentemente, aspettate ancora un po' per leggere di questo Boba Fett. Consolatevi che è infinità e non esiste questo Boba Fett che fa fuori tutti ed è arrogante e non porta rispetto a nessuno. C'è un numero dedicato comunque appunto al lato oscuro, che è quello a cui si ispira la copertina, con alcune storie davvero davvero ispirate, e per il resto si inizia a vedere qualche storiella ambientata nel tempo della Nuova Repubblica, perché ricordiamo sono usciti nei primi 2000, se non sbaglio, i Tales, Sì, quindi si stava esatto. anche dipanando il The New Jedi Order e man mano che si avvicinava alla fine c'erano storie che comunque andavano ad abbracciare quel periodo storico comunque poco prima, quindi siamo oltre il Grande Ammiraglio Throne, quindi dopo 10 anni, 9-10 anni dopo Yavin, quindi siamo un po' passati anche col focus al periodo profondo post-Endor. Come sempre, consigliatissimo, i volumi sono davvero ciccioni, cioè Sì. costano 21 euro, ma hanno davvero tipo 230 pagine se non sbaglio, quindi avete la vostra dose di varietà e di Star Wars. Recuperateli assolutamente. Io li trovo molto belli anche da leggere semplicemente la sera prima di andare a dormire, perché poi sono storie anche brevi, quindi magari te ne leggi 2, 3 rapidamente, non è un volume ciccione ma anche denso, è un volume ciccione ma con tante storie, appunto, e i toni sono molto diversi dall'uno all'altro, quindi c'è molta varietà. Io attendo sempre il momento in cui faranno qualcosa del genere anche nel nuovo corso, ma non avverrà. Già che è arrivato l'età della, che è stata forse una delle cose un po' più particolari, un po' più vicine al concetto di racconti, anche se comunque avevamo sempre uno scrittore per epoca, in quel caso abbiamo i disegnatori diversi. Ah, anche Jacopo ci raggiunge, ci fa anche lui una donazione di 1,99 €. Ciao Jacopo, buonasera. Prima o poi parleremo anche dei fumetti di Alien e del tratto di La Roca, che sicuramente avrà qualche statuetta da ricalcare. Approfitto della live per dire a Jacopo che ancora non ho notizie della nostra spedizione, dell'acquisto che abbiamo fatto. Perché noi siamo Cosa? veri fan di Alien e abbiamo preso le magliette, quello con la casella di posta americana. Ma quindi le hai prese effettivamente, sei Beh, riuscito? cavolo, c'era la maglietta della clonazione, vuoi che non la prendo? Ok, non voglio altri dettagli, devo dire. Comunque funziona bene quel sistema lì, cioè io mi ero trovato bene, c'era arrivata tutto quel plico di roba insieme. Le edizioni, quelle deluxe di Galaxy's Edge, io le ho prese lì. Adesso non voglio tediare gli spettatori, ma a me viene in mente che sti qua, cioè se tu non prendi libri, fumetti o monatine varie perché non sanno il valore del tuo Throne, sti qua ti rubano la roba. Perché ci siamo affidati, purtroppo, adesso faccio una breve digressione per chi ci segue, così facciamo anche pubblicità al servizio, viviamo purtroppo in un mondo in cui esistono ancora prodotti region locked, ovvero quelli che non vengono spediti oltre gli Stati Uniti. Quindi uno volendo non può farselo arrivare. Ha trovato Giorgio tempo fa, soprattutto per i prodotti Galaxy's Edge,
era tramite Target o una cosa a parte era quella? No, era sul sito del Disney Store americano. Vendevano la edizione di Myths and Fables in pelle umana, rilegata in lacci di scarpe di bambino, intarsiato in foglia d'oro, che si trova soltanto in Galaxy, al Piumaggio parco di dodo. divertimenti. Esatto, che si trova soltanto al parco divertimenti di Galaxy's Edge. Quando Galaxy's Edge era chiuso per il Covid, hanno messo in vendita un po' del merchandising sul sito del Disney Store pur di venderlo, tra cui questa edizione. Ovviamente l'ho comprata e ne abbiamo comprate tipo 3, una roba del genere. Abbiamo fatto un ordine di gruppo di redazione e ci siamo appoggiati a questo sito. Poi se avete domande scrivete, cioè, chiedetecelo nei commenti e nel caso vi mandiamo il link, che permette di creare una casella di posta all'interno di una specie di magazzino negli Stati Uniti. Vi dà un vostro indirizzo univoco, voi fate spedire lì la roba e a pagamento del servizio, che ovviamente ha un periodo di prova di 1 mese, praticamente permette di far arrivare più pacchi all'interno della vostra casella di posta e potete chiedere di consolidare le spedizioni, cioè vi arrivano 3, 4, 5 pacchi, loro li aprono, li mettono tutti in un unico pacco e vi fanno una spedizione unica per tutte le cose che avete ordinato. Il servizio base, quindi quello non premium, invece prevede un invio diretto 1 a 1, cioè un pacco arriva, no, first in, first out, un pacco arriva, un pacco esce. Quindi con ovviamente un n numero di spedizioni. Se però appunto magari fate un ordine combinato, un po' di cose, e in 1 mese riuscite a mettere insieme quelle 3, 4, 5 cose che volevate, poi fate una spedizione unica, tendenzialmente sulla quarantina di euro. Però anche lì noi eravamo 4, ad esempio, quindi abbiamo diviso la spedizione negli Stati Uniti sono frequentemente gratuite, quindi poi alla fine ti rimane soltanto la spedizione intercontinentale, ma se la dividi in 4, 5 persone, alla fine te la cavi facilmente. Sottolineiamo che aprono il pacco, quindi non prendete diciamo, eccovi il Mac in America, perché comunque passa comunque di mano a terzi e non so Beh, che sì. garanzie ci sono, perché comunque il venditore, voi avete segnalato quel magazzino, quindi al venditore risulta regolarmente conclusa la consegna. Quindi Sì. non so, in caso di roba che sparisca, quanto potete fare leva, ecco, perché c'è anche da considerare questo aspetto, perché voi segnalate quelli come destinatari della vostra spedizione, quindi non comprate, ecco, elettronica o comunque roba di alto valore. Che comunque si trova da noi, quindi alla fine non ha senso. Francesca ci chiede se vale la pena averla. Francesca, se tu attivi un servizio del genere, probabilmente poi devi uscire di casa tu, perché non ci sarebbe una via di mezzo. Perché Tom Hiddleston ha Francesca Tulli nella fotoprofilo? E insomma, poi se siete interessati ad altri consigli del genere, fatecelo sapere, noi vi guideremo, tanto sapete che, come dire, per spronarvi a spendere soldi noi ci siamo sempre. E detto questo, eravamo rimasti, torniamo su Archivio Jedi, come faceva Deboz, ma torniamo ad Archivio Jedi. Parliamo di Alta Repubblica? Via. Vai. Ok, secondo arco narrativo troviamo sempre Cavan Scott alla scrittura, troviamo per soltanto 2 numeri Arion Indito e poi una serie di altri disegnatori, tra cui George Anti e altri di cui sinceramente non mi ricordo tutti i nomi, per questo secondo arco narrativo, che in realtà si compone di 2 mini archi, perché uno è effettivamente il cuore dei Drengir, mentre invece l'altro è l'ombra dei Nihil. Quindi sono 2 mini archi narrativi. Allora, sono contento di come hanno concluso le vicende dei Drengir, nel senso che mi è piaciuto come tipo di finale. Cioè, secondo me è stato gestito
bene, per quanto ormai sia chiaro come i Drengir non fossero mai nella mente degli autori gli antagonisti principali, erano più un diversivo anche per tenere impegnati i Jedi, ma impegnati in una maniera che un po' li consumasse, no? Che li sconvolgesse. L'Ombra dei Nil mi ha intrigato molto di più come arco narrativo, proprio a livello, diciamo, di trama, più che altro perché il Cuore dei Drengher alla fine era proprio la conclusione un po' delle vicende legate alle piante senzienti. Invece era più interessante l'Ombra dei Nil per come proseguiva le vicende, diciamo, dopo quanto visto in Si alza la tempesta. Purtroppo, almeno a mio gusto, le vicende di L'Ombra dei Nil non sono state accompagnate da un comparto visivo, da disegni, illustrazioni di livello, perché devo dire lo stile non mi è piaciuto affatto, molto troppo abbozzato in certe situazioni, i colori anche secondo me non all'altezza, soprattutto poi se paragonati alle tavole bellissime di Annalisa Leoni, che devo dire nel numero 8 comunque consegna un altro numero fantastico, cioè con ad esempio questa illustrazione. Adesso aspettate che mi metto grande, vediamo se riesco. Questa tavola qui io l'ho adorata, ad esempio, con tutti i Jedi schierati e ovviamente, diciamo, con lei anche e soprattutto Arion in dito. Tutto invece il comparto, diciamo, di illustrazione del secondo mini arco narrativo non mi ha affatto piaciuto. Peccato, perché se la serie avesse mantenuto per tutto il tempo sarebbe stata di gran lunga una delle migliori, se non la migliore serie a fumetti del nuovo canon. Così invece si prende un qualche scivolone di troppo. Devo dire che la trama è comunque ancora interessantissima, soprattutto per come mette in campo e contrappone due figure femminili che sono Avar Kriss e Lorna Dee, come sono messe l'una contro l'altra e come anche tutto quello che è successo diciamo dopo la Fiera della Repubblica, dopo Valo, dopo gli eventi anche dell'attacco, no? Della risposta della Repubblica contro i Nil, e come dopo tutte queste cose i Jedi siano, diciamo, quasi stanchi di essere bravi, di Logorati. essere buoni, sono davvero logorati, esatto. E in questo senso vedere poi i Nil che utilizzano contro di loro delle armi come i livellatori, vedi davvero la difficoltà. È quello che a me è piaciuto molto e che poi si sta continuando a vedere, perché si sta concludendo proprio in questi ultimi numeri, è come tutte queste cose che succedono si sommano e portano un personaggio come Avar Kriss praticamente sul punto di non ritorno. Tutta questa costruzione è quella che ho adorato di questo volume, di questo arco narrativo, appunto purtroppo non accompagnato da disegni all'altezza. È ormai celebre il caso della triste Avar con È non lo so uscita neanche come Amber Heard ieri. esatto, non so neanche farla io un'espressione del genere, non sono neanche no, perché è proprio È proprio è triste. proprio triste, è proprio così, no? È tipo una delle cose più Non belle che abbia mai visto comunque negli sì. ultimi tempi. Fa troppo ridere. E niente, almeno questa è la mia opinione sul volume. Mi è piaciuto molto vedere Orla Jareni in campo, anche nei fumetti, perché a me era piaciuta molto nell'oscurità, per cui rivederla è stato molto bella. Mi sono piaciute molto le dinamiche con Skir, e anzi è evidente che ci sia un trascorso tra loro due. Cioè loro secondo me erano come Avar e Elzar, secondo me, Orla e Rispondo Skir. come Kiv, dico non voglio sapere. Esatto. E poi appunto, vabbè, come dire, anche l'evoluzione del personaggio di Skier, devo dire, è sempre costruita molto bene, molto ben gestita.
Quindi che dire, narrativamente ottimo, i disegni quando c'è Nindito e quando c'è la Leoni sono stupendi, poi purtroppo si perde un po' nell'arco narrativo dei Nil. Tu che ne pensi? Io, come sempre, Bastian Contrario, ho un preferito assai di più l'arco appunto dei Drengir, perché comunque a me sono sempre piaciuti. Mi è un po' dispiaciuto vederli ridimensionati così in fretta, però questa forse, ci pensavo proprio mentre leggevo il volume, questa forse sarebbe l'unica serie in cui dovrei effettivamente seguire passo passo, perché è davvero il legante perfetto tra quelli che sono i romanzi. Cioè, è come se io, leggendo tutti i romanzi subito, ci fossero dei buchi e la serie, ovviamente, quando la leggo incartonato, mi va a riempire tutti quei buchi. Quindi, effettivamente, se l'avessi letta mese per mese sarebbe stato un po' diverso, ma francamente sono super contento. Ho trovato la storia ancora più spumeggiante del primo cartonato. Cavan Scott sempre una sicurezza, come hai detto tu, Anindito, la Leoni, niente da dire. Eh, I Drengir sembrano essere finiti qua. Molto bella la tavola, quella della visione di Kiev con il Ah sì, teschio di Avar, quella si riesce a ritrovarla, è la fine sì. di un numero, proprio l'ultima. Eh, devo trovarla, adesso aspetta Secondo o che... terzo numero, la conclusione. E quindi sì, eccezionale. Orla Jedi preferita della fase 1, senza ombra di dubbio. E bene così, niente da dire. Spero di poter leggere quanto prima il cartonato conclusivo, anche perché in italiano a che numero siamo arrivati? Al 14? 13, Siamo, 14 spillato? siamo arrivati, te lo dico subito, ad aprile, abbiamo detto prima in realtà, ad aprile è uscito il 12, quindi a maggio esce il Mm. 13, quindi a giugno esce il 14, a luglio esce il 15 E si conclude. e, e si conclude, però poi ci sono i due L'occhio dei Nil. numeri di l'Occhio dei Nil che non sappiamo ancora quando arriveranno, se magari li buttano dentro gli spillati o cosa. O direttamente incartonato alla fine col terzo volume, si potrebbe essere. E sì, l'arco dei Nil, buone premesse, però come hai detto tu soffre molto molto il comparto grafico, quello è davvero difficile a volte passarci sopra, perché noi prendiamo sempre Sedavar come riferimento, però c'era un'altra che aveva mandato Raghi nella chat di redazione quando sta cavalcando qualcosa, mi pare, forse il Rancor. C'è anche lì un altro volto stilizzato che dici, mamma mia, ci siamo allontanati molto dallo standard qualitativo visivo di Anindito. Voto 8 pieno, senza paura proprio. Sì. Tu gli avrei dato un Ma 9. ma intanto non l'ho recensita io, perché l'ha recensita Carmio. E No, ma tu quindi... che voto gli dai? Ah sì, no, beh, no, in realtà non gli do 9, secondo me non ci arriva a causa di quelle robe lì, però secondo me un 8,5 se lo merita, assolutamente sì. Ci sto cercando di di mostrare quella dannata Avar Chris col teschio, adesso se mi dai tipo 10 secondi te la mostro, Inizio a ragazzi, raccontare qualcosa al pubblico. No, esatto. diciamo tu hai parlato della discesa nell'oscurità di Avar, di come viene comunque logorata e tutto, ma lo sappiamo tutti dai tempi di Dooku Jedi Lost, che è un altro personaggio che nella fase 3 sarà al centro, ed è proprio Trennis, perché vogliamo capire, anche se non penso ci sia dubbio alcuno, quale sarà la sua discesa nel lato oscuro e come finirà per diventare una dei 20 perduti, perché i 20 perduti ricordiamo che sono dei maestri, mentre Sì, Kiev è sì, solo un cavaliere Jedi. Ecco questo, la visione sì, che ha lei di bellissimo. Avar consumata dai Sì, Drengir, qua è dalla proprio progenitrice. sì, sì, bellissima, bellissima tavola. Sì, allora, tu ancora devi leggere appunto gli ultimi numeri, se non sbaglio, quindi Sì, sì. non voglio addentrarmi in spoiler, ma credo che quell'aspetto lì lo approfondiremo per bene nella fase 3, secondo me. Beh, visto che la Sì. fase 2 è un ritorno, diciamo, al passato.
secondo me approfondiremo nella fase 3, perché la fase 1 Ma sotto questo giustamente. aspetto ovviamente non raggiunge una fine, perché sarà la fase 3 poi che approfondirà il tutto. Devo dire un'altra cosa che non è una critica in sé, è più una richiesta, è più un ricordare alle orecchie attente, è che sicuramente questo arco narrativo si gode molto di più avendo letto la storia di Lurna D, questo arco narrativo e il prossimo si godono molto di più avendo letto o ascoltato la storia di Lurna D di Tempest Runner, cioè l'audiolibro originale scritto da Cavan Scott, anche quello che narra del passato di Lorna D, parla anche della sua prigionia e poi della sua liberazione, insomma tutte le vicende collegate a Valo, al suo arruolamento dei Nil. Ecco, diciamo che quel tassello lì è un tassello che effettivamente in Italia tuttora manca, e speriamo che appunto chi ha orecchie per intendere intenda, e che porti quest'opera decisamente particolare comunque in Italia per avere proprio il quadro completo dell'Alta Repubblica. In formato fisico, grazie. Così Mamma mia. poi lo fai leggere ad Alexa e ti fai Esatto. l'audiolibro. No, più che altro perché un audiolibro non lo possiedi, è un qualcosa sospeso in un computer, è molto meglio avere un libro fisico da Sì. mettere in libreria. Che tra l'altro è tipo un mattone, non so se, a parte che è bellissimo perché è viola, per cui si Mhm. staglia rispetto agli altri. È come Duco Jedi Law, essendo script, sono scritti a caratteri cubitali con interlinee enormi, perché per forza di cose, essendo solo dialoghi, non è come un testo narrativo, quindi le pagine devono essere mandate su in qualche modo. E speriamo che arrivi presto. Alessandro giustamente cita lo sticker. Il muro. Speriamo. Dai, incrociamo le dita. Raghi, ricorda che Kiv compare anche nei busti di Darth Vader 2017, è vero. Vabbè, ma è un oggetto di scena, cioè è lì da episodio 2. Sì, ma in episodio 2 ha l'acconciatura in un modo, in Darth Vader 2017 Soul l'ha retconnata un po' perché ha fatto proprio la cresta, come Kiva poi dopo. Cioè hanno cambiato leggermente l'acconciatura per renderla sempre più simile a Kiv. Io spero molto che ci sia... Ah no, beh no, niente. Quel set sarà stato digitale, non esisteranno mai quei busti fisici. Ma sai, penso che i busti esistano. Vabbè, uno ce n'è sicuro perché o l'hanno rifatto comunque per episodio 7, perché nella Maz ha uno dei busti dei 20 perduti. Non so se è lo stesso che Non ha il vedi, busto di Cerf Maota? è Che è forse il quello lì. maestro. Ma Cerf Maota non mi ricordo se è un altro dei Vendi Perduti, ma è tipo il maestro di Avar, una roba del genere. Mhm. Cerf Aspetta che Maota, lo sì. recupero, però comunque mi pare che nel Visual Dictionary di episodio 2 ce ne siano un paio, penso che È siano... sicuramente Recupero il quello, Visual Dictionary. sicuramente quello di Dooku. Aspetta che lo recupero. Non so se gli altri esistono, siano mai stati realizzati. Devo dire che sarebbe bello per poi ritrovarlo. Sto cercando. Non confidiamo troppo in Lucas comunque. No, vabbè. Sarà Quando tutto... mai? Sì, esatto. Sì, c'è una che ha decisamente la cresta ed è proprio similissimo a Kiev. C'è questo busto Ah, che non so se è John Actrion, architetto della libertà. Ah, è tipo Però il popolo delle. sì, esatto. Però penso che a parte uno o due busti non... No, neanche io riesco a trovare niente. Vabbè, Mm. è una buona domanda per un altro momento. Torna JJ, ti prego. Abbiamo bisogno di te.
E direi adesso di dedicarci visto che gli spillati come sempre non li commentiamo, poi ci dedichiamo quando escono i volumi, e direi di dedicarci al peso massimo di stasera. Cioè Il bene lui, superiore. Chaos Croissant. Mamma mia, ma tu ci pensi che con tutto il rispetto che hai speso non so quanti soldi, arrivano sti polli di francesi e lo schiaffano sopra un'edizione paperback da 5 €? Io avrei spaccato tutto, cioè non è una roba possibile. Vabbè, dai, almeno No, dimmi cosa pensi, dai, non lo so. non chiuderti dietro un muro di omertà No, democristiana, di no. quello che pensi, che ci inabissano il canale finalmente. No, boh, cioè, sinceramente è imbarazzante. Nel senso, l'avessero distribuita tipo come poster, mi sarebbe andato benissimo. No, dai. Cioè, se fosse stato normale, poi avessero messo il poster con questa illustrazione, direi ok, ma proprio il libro, no. Poi vabbè, è chiaro che questa è un'edizione decisamente più di pregio, però l'illustrazione dovrebbe essere a Esclusivo, uso appunto. esclusiva del volume o di eventuali gadget collegati. Esempio, la borsa, quella di The Rising Storm edizioni out of print, che ha la stessa cover del volume. Quella lì mi va bene, perché comunque la borsa la potevi acquistare soltanto insieme al volume, quindi non è che era... Però vedersi l'edizione... Tra l'altro io non so neanche se nell'edizione di Chaos Croissant, per l'appunto, ci sia la copertina regular o ci sia la variant. E secondo me, tra l'altro, se cerco Chaos Croissant, trovo soltanto, trovo soltanto foto di cornetti. E potrebbe andare peggio, comunque di solito quando scrivi cose su internet, quindi è andato anche bene. Sì, sì, no, mi è andata abbastanza bene. Chaos Croissant, vediamo. Devo Stefani, anche vieni in nostro scrivere... aiuto. No, in effetti anche l'uno ha la copertina variant, quindi devo dire che sono recidivi. E boh, cioè, è un dispiacere perché non è più esclusiva. Poi vabbè, già che hanno reso queste esclusive non region locked, cioè io già un po' di questo sono contento, quindi mi tappo il naso e voto di C. Ma scusa un attimo, l'autoprint di Fallen Star Sì, è già disponibile? O da è mo'. quello che viene rimandato? Cos'è che sta venendo rimandato? L'out Ah, of print di di Lesser Lesser Evil. Evil. Ah, ok, ok, ok. Mhm. Sì, sì, No, sì, perché l'out of stavo print. pensando al gadget. Stavo pensando che siamo a maggio e stavano rimandando qualcosa con un gadget con una cuffietta invernale. Dico, mi veniva un attimo di Tra l'altro, male. la cuffietta, vabbè, adesso se io mi sposto venite sparaflashati dal faretto, ma non so se vedi, Yoda ha una roba in testa e quella roba è Mhm. la cuffiettina che è tipo di acrilico ed è cioè è una roba che tiene di un caldo, ma un caldo è una roba davvero... Un piacere fa per su- la pelle e per il sudore. ti fa sudare proprio il cranio. Questi invece sono abbastanza comode, ce li avevo anche sabato per lo Star Wars Day a Vigevano, sono andato con queste ovviamente. Io tengo un Tu- paio di calzetti chiusi qua sulla scrivania. Sembra tipo la scena iniziale di episodio 7. Guarda invece a te che cosa è successo. Successo. A te è capitato di peggio. Tieni un paio JJ di torna. calzini chiusi sulla scrivania. Come ci siamo ridotti, ragazzi, mamma mia. Io vorrei farti aprire le danze per il bene superiore, che per fortuna è stato tradotto il bene superiore. Mm. Detto ciò, premesso ciò, ammetto di non ricordare tantissimo perché l'avevo letto in lingua originale. Mi è rimasto molto impresso l'elemento che praticamente tutti hanno sottolineato, ovvero che Throne è abbastanza
defilato, per così dire, non è così tanto lo spazio a lui dedicato in questo romanzo, ma col senno di poi, effettivamente, letto anche l'ultimo capitolo Lesser Evil, che si intitolerà, speriamo, Il male minore, l'ho un po' rivalutato in positivo, sarò sincero. Sì, Zahn è si è vero, è vero. un pochino in positivo. E Zahn si è spostato dalle vicende appunto bellico-militari della trilogia classica di Throne alla politica. Le avvisaglie c'erano ovviamente tutte già nella sottotrama con Arinda Price nella prima informale trilogia Throne Alleanze e Throne Tradimento. Ricordiamo che Throne, quello di Mondadori, verrà ristampato e sarà disponibile da questa settimana, quindi da giovedì, quindi se non avete la vostra copia preordinatela. Seguiteci su Telegram, dove comunque mettiamo i link per acquistare e preordinare tutto. Sarà la copertina regular questa volta. Speriamo che ci sia la costina bianca assieme alla copertina bianca, perché ricordiamo che Mondadori aveva portato la copertina con sfondo nero, quindi Sì, era quella di Barnes Noble, se non era sbaglio, quella di era una Barnes Noble. variant. Sì, 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 sì. Esatto. La sottotrama, quella di Uplift degli Abgui o qualcosa del genere, mi è Sì. piaciuta molto. Una sorta di Ad- a- truffa. Adesso ridillo senza... Uplift degli Agbui o qualcosa. Abgui, mamma mia, se devo dire Agbui, e al servizio dell'egemonia Grisk, quindi di Gixtus, tra l'altro uno dei personaggi che comunque mi hanno intrigato di più, perché Gixtus, ricordiamo, viene solo menzionato come l'uomo, l'alieno dietro le quinte, dietro il Generalirius Achirre, purtroppo mi sfugge il Io mi nome, ricordo soltanto Generalirius, Lirius, che è ammetto. l'antagonista del primo romanzo. Quindi c'è questa sorta di Deus ex machina Grisk che manovra le varie pedine per incastrare non solo l'ascendenza, ma proprio Throne, riconosciuto come praticamente la minaccia principale a quella che è l'invasione di questa cultura misteriosa che naviga nelle regioni del caos, nelle regioni più buie. E mi piace molto il personaggio perché ricorda alla lontana Nomanor, quindi il membro della Praetorite Vong, della casta degli Intendant, che penso sia l'unica che non sia stata tradotta nemmeno marginalmente nelle guide o anche nella serie Invasione. No. Purtroppo questa è l'unica casta che non è stata tradotta. Una sorta di avanguardia che guida appunto l'avanguardia per seminare appunto il caos nel caos, scusate il gioco di parole, e sono molto belle le dinamiche e la sottotrama appunto dedicata a questa sorta di truffa a livello non solo planetario ma di sistema operata ai danni dei CIS per mettere le varie famiglie e sottofamiglie l'una contro l'altra per un'importantissima risorsa, secondo me è davvero molto bella, perché comunque dimostra l'abilità di Zahn nel riuscire comunque a tirare fuori storie sempre nuove. Il punto principale, migliore del Insorge il Caos era il fatto che appunto avesse finalmente la possibilità di andare a briglia sciolta, di spiegarci, di illustrarci quella che è la cultura CIS, e qua, dopo appunto averlo illustrato nel primo capitolo, nel secondo approfondisce, ci mostra alcuni volti magari appunto più lontani da Xilla, da quello che è proprio il centro delle macchinazioni politiche, mostrando quella che è la vita comune su un pianeta, e Throne, di fronte alla macchinazione che si sarà comunque sviluppato, ormai dovrà appunto metterci una toppa alla sua maniera, quindi in maniera spettacolare, senza spiegare niente a nessuno e con annesso spiegone finale. Però dai, col senno di poi rivalutato molto in positivo. Lo ritengo comunque non il più debole di Zahn, perché il più debole continuo a definire lo Survivor's Quest, che è un romanzo appunto Legends, però sufficienza, ma siamo ben oltre la sufficienza qua. Conferma, concludo qui, la regola che il capitolo di inframezzo di ogni trilogia è sempre il peggiore. Tutte le trilogie, ragazzi, non ce n'è una che io non vi dirò che il secondo volume è il peggiore. A parte The Rising Storm, perché è di Cavan Scott. Esatto.
Cavan, salvaci tu Però no, Cavan. dai, quella non è una trilogia, cioè non è una trilogia quella. No, esatto. No, sono i 3 romanzi adult, non è una Adult. trilogia, quindi ce ne si lava le mani. Mani. E l'onore di Cavan Scott è mantenuto integro. Io sono allora devo dire, anche parlandone con te, sicuramente hai messo le cose in una prospettiva in cui hai decisamente esaltato gli aspetti positivi, cioè quello che Zan Strano. riesce a sì, mi è sorpreso, devo dire. Cioè, quello che Zan riesce a fare è comunque portare una sottotrama diversa dal solito, e questo è un grande merito che bisogna dargli. Io tuttavia ho trovato che tutte queste sottotrame fossero costellate di personaggi dimenticabili e poco incisivi, tipo i 2 studenti cis lì in Erasmus, là nell'anno sabbatico, poi c'è Ma il è omaggio a Hostel, quindi non è che non posso che votare. Non so di che cosa tu stia parlando, devo dire. Studenti universitari che vanno a farsi in giro e vengono poi macellati in giro per il mondo o per la galassia in questo caso. Ok, no, non ho avuto il piacere, devo dire. Ma sai che Sì, ritengo che tu, cinematograficamente parlando sei molto male, sì, lo so. cioè nel senso, voglio dire, c'è Avatar come vero cinema qua, però vabbè. Ragazzi, recuperate gli Hostel, sono bellissimi, o i primi 2 almeno. No, io ho trovato davvero tutta quella sequenza di comprimari, gli agricoltori, quelli da cui poi arriva là il braccialetto di metallo, cioè a parte che non riuscivo a distinguerli, cioè davvero qua secondo me siamo arrivati a un punto un po' di esagerazione. Sono delle sequenze che da un lato sono intriganti per quello che costruisce, perché comunque è qualcosa di complesso, è qualcosa di diverso dal solito e bisogna dare merito a questa cosa. Però io le ho trovate davvero faticose da leggere, le ho trovate, i personaggi, soprattutto i personaggi, cioè il fatto che da un capitolo all'altro tu non riesci a distinguere un personaggio l'uno dall'altro, secondo me c'è un problema grosso, perché questi personaggi effettivamente sono in balia degli eventi, non ti trasmettono poi niente, non hai neanche modo di, cioè già empatizzare con Throne non è proprio la cosa più semplice dell'universo, e infatti empatizzi con Throne grazie a alcuni personaggi che gli orbitano attorno e che servono ad avvicinarti a lui e ad avvicinarti a loro stessi. Penso anche ad Aralani, penso a Sherry, e come si chiama Talias, ad esempio, che devo dire mi piace molto in questa trilogia. Talias mi è piaciuta molto, però tutti gli altri invece sono praticamente sullo sfondo di questo ordito così complesso, in cui poi alla fine cosa ti rimane? Che c'è una grossa macchinazione e che Tron poi la sventa. Però andare avanti è stato per me molto faticoso, anche complici dei nomi che appunto davvero punto di non ritorno, perché un po' di amor proprio, bella la cultura cis, per carità, belli i nomi delle famiglie, belli i suffissi, bello tutto, però nel senso, un editor che dicesse a Zan ma magari dei nomi un attimo più pronunciabili. No, vanno bene questi. E anche il fatto che poi le persone, cioè è giusto, è coerente che le persone coinvolte siano tutti della stessa famiglia e che quindi abbiano dei nomi simili, però hai comunque il resto, cioè hai comunque metà del nome poi dopo, no? Oltre, che ne so, la Kinda, cioè la Kinda, l'Afro, e il problema secondo me è proprio io facevo fatica a pronunciarli, facendo fatica a pronunciarli nella mia testa io non riuscivo a ricordarmeli, e quindi ogni volta è ma chi è questo? Poi capisci perché ci sono le dramatis persone all'inizio, cioè comunque Talias, Throne, Cherie,
Aralani, Bakif, già sono tutti, quantomeno sono pronunciabili, ma quando iniziano a esserci, tipo, adesso li vorrei riprendere perché... Più che altro con le stesse iniziali, le stesse appunto... Le stesse iniziali, magari c'è il tipo, la moglie, i figli, magari sono 2, il cugino, e sono tutti della stessa famiglia. Ok, giusto, coerente, però forse un po' troppo. Tra l'altro qua non ci sono neanche tutti, perché ovviamente tipo Lakoviv, Lakfro, tutta la famiglia di Lakfro era tutta impronunciabile davvero. E poi c'è Joponek, no, insomma, tutta quella parte, tutta quella sottotrama lì io l'ho trovata faticosa da seguire. Secondo me poteva essere costruita almeno a livello di nomi in maniera più semplice. E poi globalmente mi è dispiaciuto vedere poco Throne, perché alla fine lui c'è soltanto nel finale, per davvero. Tutto il resto è davvero cose in preparazione al suo grande exploit. L'S-Rivel l'ho trovato molto più bilanciato. Qua invece praticamente è soltanto un romanzo solo su membri dell'ascendenza. Throne non c'è. A questo punto la trilogia poteva anche chiamarsi senza Throne, semplicemente The Ascendancy Trilogy, e forse sarebbe stato meglio. Però vabbè, voglio dire, Forse avrebbe tenuto un quarto. abbiamo avuto una serie di Boba Fett senza Boba Fett, per cui magari un romanzo di Throne senza Throne lo possiamo anche accettare. Vabbè, non parliamo di Boba, dai, su, andiamo avanti che no, mi spengo proprio. Che mestizia. Comunque mette sul piatto molte cose per il finale, e questo è un altro merito, perché comunque la costruzione della vicenda si vede che è su un altro livello rispetto alla finta trilogia, cioè a Throne, Alleanze, Tradimento, che comunque erano tutti costruiti in maniera autoconclusiva. Qua c'è una costruzione a trittico, c'è una costruzione della minaccia, e questo è sicuramente più interessante, più intrigante, ecco, almeno per quanto mi riguarda. Sì, condivido. Lo stesso problema, tra l'altro, adesso che arriverà nei prossimi giorni la recensione di Queen's Hope, però era, diciamo, ancora più evidente con i personaggi dei volumi precedenti, le ancelle di Padme che si concludono tutti con la E accentata, quindi gira e volta, Sabessa che Cordè e Mortè, e dopo un po' uno va nel panico più totale, effettivamente, con i personaggi. È molto frustrante come esperienza per il lettore, quindi andrebbe tenuto in conto anche questa cosa che hai detto tu, sia per Zahn sia per la Johnston. Vabbè, però la Johnston non aveva possibilità di scelta. Poteva non fare i romanzi su Padme, quella era una scelta, ad esempio. Poteva non fare i romanzi su Padme, sì, però dico, a livello di nomi, i nomi erano già definiti. Sì, però ho Delle capito, ancelle. come hai detto tu, sei pagato per trovare un modo, cioè Certo, sì, gira, sì, sì. volta, ribalta, qualcosa lo trovi se vuoi. Sì, no, cioè, nel senso, Infatti, il problema è che in Zan c'è il dolo, nel senso, cioè, c'è proprio il volerlo fare, almeno dici la Johnston, ok, gli hanno dato dei personaggi che così si chiamavano, ok. SNI dipende anche quanto spazio gli dai, ad esempio nel Sì, terzo volume, con leggete la recensione, praticamente ha cancellato tutte le ancelle e ha lasciato solo Sabé e Padme, quindi il problema è stato risolto alla alla radice. radice, non era più sulle ancelle ma era più sull'ancella, quindi Sabé. Sì, sì, beh, anche questo immagino che abbia aiutato. Ma no, sì, sufficiente, confermo. Ok, bene, direi che abbiamo fatto una bella carrellata delle varie uscite, e abbiamo ancora qualche minuto, direi. Non so, CF, cosa volevi commentare tra la notizia, quella che abbiamo dato poco fa, insomma, verso le 19 su Shadow of the Sith, la condivido
per gli amici che ci stanno seguendo in diretta e che magari non hanno visto prima la notizia, questa qua, è stato rilasciato un nuovo estratto dal romanzo Shadow of the Sith, che vi ricordo esce il 28 giugno negli Stati Uniti. Facciamo un po' più grande così si vede bene. E il romanzo è scritto da Adam Christopher, ovviamente canonico, ed è ambientato 20 anni dopo il ritorno dello Jedi. E per cui in un periodo di tempo molto interessante, non coperto da nessun'altra opera, ed è stata rilasciata l'illustrazione di quella che sarà l'antagonista, una delle antagoniste del romanzo. L'altro sarà Oci di Bestun, anche se per come hanno tratteggiato per adesso Oci di Bestun non so quanto possa essere davvero un antagonista invece di essere essenzialmente una spalla comica, perché quello è praticamente nei fumetti. E questa pantorana dalla pelle blu indossa una maschera molto antica e dicono che possa essere cioè dicono che è un personaggio familiare ai lettori di Star Wars. Noi abbiamo le nostre teorie su chi possa essere, le abbiamo riportate nel nostro articolo sotto la tendina spoiler e vi invito a leggerle. Ora non so se scendere nel dettaglio adesso, però tu cosa ti aspetti da questo Shadow of the Sith? Beh, io l'unica cosa che mi aspetto è ricevere la copia EPUB in anteprima lettura, in anteprima, e leggerlo per la recensione, spero già a fine maggio, perché davvero non resisto. Tra una decina di giorni scrivo ai contatti del Perfetto, Rey. Sì, 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 sì. perfetto. No, perché davvero non smanio per leggere questa storia. Ricordiamo che Adam Christopher era lo scrittore in primo luogo incaricato di realizzare il romanzo dedicato a Mandalorian con una storia originale, quindi doveva esserci una storia completamente inedita rispetto a quanto visto sul piccolo schermo. Il romanzo, assieme al Visual Dictionary, è Per stato... fortuna è stato cancellato. No, dai, perché per fortuna? Perché ci hanno dato Shadow of the Sith in compenso. Ah, beh, ok, sì, in quel senso sì. Cioè, un romanzo su Gina o Shadow of the Sith? Posso dire che secondo me l'aveva già scritto, era già a buon punto, anche perché non mi pare sia passato un po' di tempo tra la sua comparsa online e la sua cancellazione, quindi magari può darsi anche che fosse già a buon punto, perché di solito comunque quando compare sugli store online o quando lo annunciano, non è che ci devono ancora iniziare a lavorare. Secondo Sì, sì. me c'era già un buon punto. Poi è successo qualcosa per quanto riguarda i prodotti di mando legato a Gina Carano o legato alla volontà comunque di portare qualcosa magari al termine di Mando 3, quindi una sorta di trilogia di serie. E appunto è nato questo progetto da ponte tra episodio 6 ed episodio 7/9, ricordiamolo perché comunque affonda le sue radici col 9, e senza scendere nello spoiler, che comunque invito voi lettori a leggere, è comunque non è uno spoiler, è una È una nostra ipotesi, teoria, una nostra secondo me, ipotesi, abbastanza fondata. e conferma come la trilogia Aftermath sia non centrale di più. Quindi a questo punto mi viene da dire, se dovesse essere verificato quello che abbiamo ipotizzato noi, speriamo anche in una ristampa italiana della trilogia. Io personalmente mi aspetto da questo romanzo di tutto e di più l'ora manetta. Spero che non sia troppo Di spiegoni? legato. Scusa? Troppi spiegoni? No, io li spiego ogni vivo, cioè io personalmente è stata si può dire quel termine org su Ah, YouTube, non lo quando so, non lo so. nel secondo Spider-Man c'è Mysterio che fa lo spiegone da 20 minuti. Io ero lì che Bellissimo, piangevo e bellissimo. applaudivo, perché ho detto, io in ogni film vorrei una cosa del genere. Lui che si ferma al bar e racconta tutti lo sanno tutti, ma comunque per beneficio dello spettatore racconta tutto di nuovo. No, spero non sia troppo intersecata, anche se penso lo sarà, con Darth Vader 2020, perché appunto leggendolo in italiano, i fumetti, mi Mhm. manca tutto la sottotrama legata
a Exegol o anche appunto al personaggio di Oci di Bestun. Beh, ma magari tempo che esce in Italia potrebbe essere già uscito Mm. almeno il primo volume, forse Ma anche il considera che io tra un mese secondo. lo leggo questo romanzo, Ah no, quindi beh, è vero, no, certo. E allora niente. Non lo so, Cavalieri. secondo me non sarà così tanto collegato, però vediamo, cioè nel Sarà senso, sicuramente un capolavoro, meno male. Poi finalmente vediamo Luke fare le cose che fanno i Jedi, quindi andare in giro per la galassia ricercando avventura di Yoda. E niente, voglio sapere sull'imperatore. Torneremo al punto tragico del figlio che non è un figlio. Ci sarà anche Rey, è stato detto nella sinossi, quindi proprio più ponte di così tra trilogia originale e sequel non penso sia fattibile, quindi massima fiducia. Penso sia il progetto che attendo con più impazienza, il romanzo che attendo con più impazienza degli ultimi anni. Perché comunque l'Alta Repubblica è stata pompatissima e tutto dall'inizio, quindi avevi la tua dose di informazioni. Qua sì, abbiamo gli estratti, la sì, cover, appunto l'illustrazione, però siamo ancora avvolti un po' nel nel mistero, mistero, sì, quindi sì. va bene così. Ottimo. Sì, no, sono anch'io molto molto curioso e anche questo sicuramente anch'io mi fionderò a leggerlo appena ci arriva la copia perché ma poi proprio il periodo temporale mi intriga, cioè quei 20 anni lì vuol dire che possiamo vedere Luke che avrà già un'accademia avviata, probabilmente sì, quindi cioè li rivedremo un po' tutti in un momento secondo me molto interessante, per cui non è né all'inizio che tanto sai che lo vedremo probabilmente cioè continueremo a vedere cose attorno a Mando, attorno ad un'altra serie di cui tra poco parliamo e insomma io sono molto molto curioso, secondo me sarà un romanzo che sicuramente metterà tanta carne al fuoco. Lo stile di scrittura ancora deve un attimo tararmi, l'estratto non mi ha fatto proprio strappare i capelli, però vediamo. Non ho mai letto niente di Christopher, per cui forse qualcosa in qualche From a Certain Point of View, però non mi ricordo. Ci stavo Ecco, pensando effettivamente come per dice, vedere. come dice Claudio, speriamo che sia il primo di tanti romanzi dedicati al pre-episodio 7 e non post 6. E Dura con le vabbè, serie. Claudio sta leggendo Bloodline, per cui è nel mood giusto. È nel mood in cui eravamo noi 5 anni fa. 6 forse addirittura. Ma Sì, approfitterei ha degli fatto 2 ultimi... storie per From a Certain. Esatto. Approfitterei di questi altri minuti per commentare l'altra notizia di oggi. Ti vedo già disperato. Vai prima tu, no, sta roba no, dai. Cioè Mamma mia. l'inizio della produzione di Ahsoka, che vediamo appunto il logo sulla sigillina da regista, il cappello dell'uomo col cappello, dei filoni con la spillettina del lupo immancabile, dietro un teatro di posa, qualche monitor, alcuni già sostengono, io tra tutti, che quello che vediamo qui in questo monitor in realtà sia Io. la scena del tempio di Malachor, insomma il finale della seconda stagione di Rebels, che rivedremo in live action per collegarci con la serie. Secondo me sarebbe molto sensato in realtà, devo dire, mi piacerebbe vedere qualcosa del genere. Che dire, la produzione è iniziata, iniziano le riprese oggi, non credo che vedremo la serie prima di fine 2023. Io mi aspetto che se Mandalorian arriverà a fine 2022 o inizio 2023, Ahsoka possa arrivare a fine 2023, cioè proprio al posto di Mando come slot temporale. Un attimo di Mm, dubbio. La prima immagine del Mandaloriano, ti ricordi proprio l'annuncio della serie, che era l'immagine di lui che camminava? sì, Era un anno prima del release di Disney Plus, quindi era l'inizio dei lavori, quello sì. sì. Non era periodo un anno prima, quindi forse basta un anno per una serie, perché se iniziano adesso arriviamo per il 4 maggio Ah, sì, 2023. se no potrebbe essere il 4 maggio 2023, certo, sì, sì, sì. Potrebbe, Sarebbe assolutamente da sì. rivedere il post originale quanto Ah, prima rispetto.
Sinceramente io credo proprio che nel panel della Celebration, quello Mando Plus, quello dedicato alle serie del Mandoverse, ci daranno informazioni su Ahsoka, perché comunque la serie su Ahsoka fa parte del Mandoverse, nel senso che è dichiaratamente una serie ambientata nella timeline di Mandalorian, quindi fa parte di quell'universo, fa parte di quella famiglia di prodotti lì, quindi alla Celebration secondo me ne parleranno in quella sede. Io spero vivamente che alla Celebration ci dicano, annuncino il cast completo. Sappiamo che ci sarà Rosario Dawson, ma vorrei le conferme dei vari personaggi che tanto sono rumoreggiati. Si parla di Sabine, si parla di Ezra, si parla ovviamente di Thrawn. Ci sono diversi nomi, c'è Mena Massoud, che è l'attore quello di Aladdin, che è molto rumoreggiato per Ezra, e sembra anche lui averlo mezzo confermato su Instagram. Per Sabine si sono fatti un sacco di nomi, non mi ricordo chi siano gli ultimi. Mi sembra anche Tati Gabrielle, che è un'attrice anche di Chilling Adventures of Sabrina. E per Throne si parlava ovviamente di Lars Mikkelsen, ma ultimamente sembrerebbe che allora non dovrebbe essere lui, l'attore live action, quindi io spero, a questo punto spero in Pierce Brosnan. Sì, Poi- dai, non ci possono a, essere altre scelte. a Man Can Dream, Pierce Brosnan come grande ammiraglio. Se no Jason Isaac era l'alternativa, No, però non credo. già l'hanno silurato per motivi suoi, no? Non ha potuto fare il grande inquisitore in Kenobi. Ha detto che non si sarebbe mai sottoposto a tutto quel trucco, tipo. Però magari essere blu con gli occhi rossi, che poi non è detto che abbia gli occhi rossi, perché Metti uno 0 sull'assegno in più e vedi com'è. No, comunque me la ridevo prima perché stavo pensando, tipo se dalla puntata 5 di Ahsoka scompare Ahsoka e arriva Boba Fett, tipo per tutte le puntate. Ma Boba Fett quello vero o quello che porta rispetto? Sono lo stesso, scusami. Boba Fett, quello vero, non ci sono altri Boba Fett, c'è solo quello. Sono venuto a portarti gli omaggi, Ahsoka. Io quello che spero, ma non lo faranno mai, però lo dico, è che l'ho scritto oggi sul gruppo Telegram, è che presentino il cast, o soprattutto che presentino il Grande Ammiraglio Thrawn, come hanno presentato Ben Mendelsohn come direttore Krennic alla Star Wars Celebration di Londra del 2016, con lui che sale sul palco in costume scortato dai Death Non Trooper. lo faranno mai. È stato un momento Fighissimo. fighissimo, davvero epico, e sarebbe stupendo se facessero una cosa del genere, ma non lo faranno mai perché significherebbe avere l'attore truccato. Non è soltanto il costume, un conto era Ben Mendelsohn che lo vestivi e vabbè. Questo sarebbe molto più complicato, però Da reggere all'illusione. sarebbe molto più complicato, sicuramente la gente avrebbe da ridire, ma il trucco di qua, ma il trucco di là. Però dai ragazzi, Secondo cioè, me lo terranno fino all'ultimo, cioè non lo diranno mai che avranno Thrawn, lo magari diranno nel primo teaser, magari, nel trailer, ma non alla celebration nel cast. Il cast ti dicono i nomi, secondo me. Cioè, alla fine, ok, dai. no, anche per Kenobi. Ti ricordi che avevano, vabbè, che Kenobi è Sì, un'altra sì. cosa, Vabbè, ma però Kenobi sono tutti personaggi inediti. Vabbè, sì, l'inquisitore no, ok, l'inquisitore no. o neanche Christensen, però ho capito, lì erano solo dei nomi, secondo me ci saranno appunto solo dei nomi alla fine. Boh, No, cioè, magari quello dirai, ok, quello è il grande ammiraglio Thrawn, poi sarà un ammiraglio imperiale a casissimo, tipo. no, mi rifiuto. E troncene nella seconda stagione, No, secondo Madonna. me non se lo Madonna. giocano assolutamente alla Celebration. Il cast sì, ma dire ci sarà Thrawn, quello lì se lo tengono fino all'ultimo. Ma Sarà il segreto di Pulcinella, eh. sì, sì, no, per carità, Ecco. però ecco.
sarebbe bello, voglio dire, cioè, è una serie di cui ci sono tantissimi rumor, abbastanza, cioè, su personaggi comunque abbastanza amati dai fan, cioè oggettivamente chi a te interessava sapere che avresti visto il quinto fratello in Kenobi e che era Però interpretato te la dall'attore ribalto un po'. Se asiatico? tu dici giochi sul sicuro e dico lei è Sabine e metti l'attrice, tu sei già a posto con i nomi grossi annunciati. Cioè, anche se dici, vabbè, non mi hanno confermato Tron, comunque ho avuto la conferma che ci sarà Sabine e sei già, tra virgolette, a posto. Parlo del fan americano medio che potessi dargli 2 sberle, lo farei volentieri. Però se ci pensi in quel senso, ah sì, Sabine, figata, e sono già a posto loro, gli americani, quindi Mhm. potrebbero centellinare un po' quelle che sono le conferme, ecco. Poi Sì, comunque sì, considera sì, sì, che per come funzionano le lavorazioni Star Wars, adesso siamo praticamente al Big Bang di questa serie, deve ancora svilupparsi e tutto, ah quindi sì, sì, penso che ce n'erano certo. molto cauti. Molto. È Mhm. vero che sono in produzione, però Vabbè, speriamo calma. almeno in un elenco del cast, poi saremo noi a fare colleghe puntini, sai, Eh, associa personaggi a... e che ho anche eh, paura che rubi spazio a Mando 3, perché secondo me sarà Mando 3 a avere il centro, il cast e tutto. Ahsoka potrebbe togliere indebitamente spazio e quindi ho paura che si dici? cauteleranno anche sotto questo aspetto. Beh, ovviamente sarà tutto dedicato a Mando 3. Vabbè, ma Mando 3 che cast... Cioè, nel senso... vabbè che sono stati tutti arrestati praticamente. Anche il tipo che Esatto. fa... Com'è che si chiama? Che faceva Mitrol pure è stato arrestato, per cui lui di Davvero? sicuro... Sì, per tipo molestie o non mi Ah, ricordo. pensavo per avesse, ok, i conti di Griff Carga, i conti ballerini. No, 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 se non sbaglio è stato arrestato, non mi ricordo più, o Mitro arrestato, libero. insomma. Boh, io spero che in realtà comunque si parli, cioè adesso quando Kenobi ha iniziato a girare hanno annunciato il cast, quindi io spero che anche per Ahsoka sia così, cioè adesso ci hanno detto che hanno iniziato a girare, a questo punto aspetta 2 settimane alla Celebration dacci il cast, poi insomma vedremo un po'. Ehm, In ogni caso, colgo l'occasione per ricordarvi che dobbiamo ancora definire le modalità precise, perché ne parlavo sabato con Fabio di Empira, che anche loro pensano di essere in diretta, insomma, dobbiamo un po' definire, magari facciamo qualcosa a reti un po' unificate, ma sicuramente che siamo da soli o che siamo insieme a qualcun altro qui sul canale YouTube di Star Wars Libre Comics e poi eventualmente anche da altre parti, la Celebration la commenteremo in diretta. Adesso appunto dobbiamo ancora definire tecnicamente con chi e quali orari, però tendenzialmente le sere del 26, 27, 28 e 29 saremo Da giovedì a essenzialmente in domenica, diretta. insomma. Da giovedì a domenica saremo in diretta a commentare. Qualche giorno saremo magari per più tempo, qualche altro giorno per meno tempo, non lo sappiamo ancora, nel senso che dobbiamo ancora definire, ad esempio, se non sbaglio, il 27 non c'è nulla di particolarmente interessante, per cui magari noi non seguiamo qualcosa di così preciso, ce lo prendiamo un attimo di riposo. Il 26 sicuramente saremo a seguire, il 28 probabilmente pure, il 29 pure. Avrete informazioni tramite sito e i nostri social nelle prossime settimane, però tenetevi liberi quelle sere e spero che abbiate il piacere di seguire la Celebration con noi. E Claudio mi ricorda che Sabine dovrebbe essere interpretata da Natasha Liu Bordizzo, non so chi sia, però mi fido di Claudio perché cita Deadline. A questo Mhm. punto io sfrutterei questi ultimi minuti per ricordare le uscite di maggio, che sono già tante, perché già un sacco di cose sono già uscite. Allora, inizio ricondividendo il calendario, così vi mostro le cose direttamente a schermo. Ecco qua. Allora, sono già usciti settimana scorsa La guerra dei cacciatori di taglie numero 3,
Spillato, terzo spillato di 5 del crossover, appunto contiene Star Wars La guerra dei cacciatori di taglie numero 3 e La guerra dei cacciatori di taglie Companion For L'Ome Zucus, che è bellissimo. Non il più bello dei Companion, il più bello è IG-11, che è l'ultimo che esce, però anche questo di For L'Ome Zucus è IG-88. molto carino. Sì, scusami, IG-88. Mamma mia come sono stato traviato da queste nuove produzioni. Poi è uscito a sorpresa, inaspettato, Le strisce quotidiane classiche volume 2, volume cartonato orizzontale in bianco e nero e a colori, dal costo di 43, giusto? Correggimi se sbaglio, 43 euro. Sei Sì, muto? purtroppo sì. E è la raccolta delle strisce che comparivano sui quotidiani statunitensi tra il 79 e l'84, l'edizione è molto molto curata. Inoltre c'è anche l'adattamento del romanzo Han Solo Guerriero Stellare, appunto adattato a fumetti in queste strisce. Salto un attimo al prossimo step, ci arriviamo dopo. È uscito Scienze oscure, esatto. clonazione. È uscito anche il primo epic delle Guerre dei Cloni, che praticamente ristampa interamente il primo omnibus delle Guerre dei Cloni. Qua c'è l'elenco di tutti gli albi ristampati che erano già stati pubblicati nei 100%. Questa è una delle serie Republic, una delle serie seminali della Dark Horse degli anni 2000. Essenzialmente un capostipite dei fumetti di Star Wars, si intreccia tantissimo con la serie Clone Wars in 2D di Tartakovsky, consigliatissimo per quanto mi riguarda. L'edizione Epic poi ormai è una garanzia. Raghi, correggi subito, ti prego, il titolo: La Repubblica va in guerra. La Repubblica va alla guerra. Sì, grazie raghi. Grazie Poi Raghi, in tempo reale. Caposquadra segnala disponibilità all'impiego. All'impiego. Poi è uscito l'8º volume di Star Wars Classic, 8º di 12 vi ricordo, che raccoglie i numeri dal 67 al 75 della serie Star Wars del 1977. Anche questo grande ristampa, formato vintage, lo conosciamo bene, ormai è una serie, devo dire, must have con queste edizioni. E veniamo forse al caso di settimana scorsa, cioè Star Wars 15 che è uscito. Star Wars 15 è uscito, contiene Star Wars numero 16 2020 e Darth Vader 2020 numero 15 e parte del crossover La guerra dei cacciatori di taglie. La cosa che non è uscita è la variant cover esclusiva italiana che doveva uscire per lo Star Wars Day, non è arrivata ed è ufficialmente, direi, missing in action. Io approfitto per chiedere ai lettori se è mai successa una cosa del genere con altri spillati, perché di solito quelli non hanno mai ritardi, infatti quello base è uscito. Sì. Quindi magari se ci sono esperienze pregresse, perché a memoria d'uomo non ricordo. No. Cioè, è capitato di non avere informazioni su una variant fino all'ultimo. Io penso alla variant di Simone Bianchi di Darth Vader di tanti anni fa, sempre forse era Darth Vader 15. 15. 15, esatto. E mi ricordo che quella variant lì è stata annunciata il giorno che è uscita, cioè l'immagine è stata scoperta il giorno che è uscita praticamente, senza un minimo di preavviso. Però così che venga annunciata e poi non esca, in effetti è singolare, quantomeno. Sono curioso di sapere se per caso magari esce nel corso del mese. A questo punto non lo so, sinceramente. Forse il mese prossimo? A questo Non ne ho punto. idea. Non ne ho idea. Fateci Vedremo, sapere saremo a nei vedere. commenti se Sì, esatto, sapete di se case avete simili. informazioni, sì, sì. Poi, questa settimana cosa esce? Il terzo volume della serie Cacciatori di Taglie, dal titolo La guerra dei cacciatori di taglie, perché è l'arco narrativo della serie di Ethan Sachs e Paolo Villanelli, che fa parte del crossover. Potete leggerlo adesso, ma probabilmente vi spoilerereste qualche cosina su il finale del crossover. Io vi consiglio di comprarlo e magari aspettare un paio di mesi a leggerlo.
almeno secondo me è più coerente fare così, però in realtà è abbastanza leggibile adesso anche come come ambientazione, e non spoilerà, diciamo, le cose grosse, spoilerà una sottotrama, ecco, magari. Questo è ancora in forse comunque, è l'unico ancora non acquistabile. E allora non è che in forse non Mm, esce, punto. non esce. Dovrebbe uscire anche, conferma se esce o no, il manga di Leia, principessa di Alderaan, il primo volume di non mi ricordo quanto, perché ancora non è finito negli Stati Troppi. Uniti, per cui saranno secondo me almeno 3. E, disegnato da Haruichi, scritto e disegnato da Haruichi su soggetto ovviamente di Claudia Gray. Haruichi, devo dire, è la mangaka che più mi ha convinto nelle varie illustrazioni che sono uscite, ma soprattutto anche nelle leggende di Luke Skywalker. Quindi sicuramente è, secondo me, graficamente molto valido. Ovviamente rimane il fatto che se non siete amanti dei manga, probabilmente questo prodotto non fa per voi, ad esempio non fa per me, ma comunque lo compro lo stesso. Ha comunque il bonus di essere una reference visiva per un prodotto che è un romanzo, quindi Esatto. Quindi ci potrà mostrare ad esempio la giovane Oldo, che è qualcosa di Tossichella. esatto, di inedito, e insomma tante altre, diciamo, tante altre cose che nel romanzo ovviamente erano solo descritte, finalmente le vedremo anche dal vivo. Uscirà anche, direi molto atteso, il secondo volume della serie L'Alta Repubblica Avventure, Missione a Bilbusa, o Bilbousa, io dico Bilbusa, americanizzo forse, che contiene essenzialmente il secondo arco narrativo della serie The High Republic Adventures, più una serie di one shot e speciali come l'annual, dove dove ci sono le ricette il baking of spectacular, tutto a tema dolcetti, e il Free Comic Book Day. È un volume molto carino, molto simpatico, e l'edizione italiana è in assoluto l'edizione migliore del mondo per questa serie. Cioè nessun altro paese ha un'edizione bella come la nostra di Alta Repubblica Avventure. Ma e Proprio ricordiamo il pregio ulteriore, che non è stato mantenuto per la serie regolare della Marvel, per il la, cartonato. la costina dorata. Dorata. Esatto, la costina dorata come i titoli scusa, come i titoli middle grade. Come Ehm, l'Alta Repubblica dovrebbe essere. esatto. E insomma, ovviamente volume consigliatissimo. Ah no, Raghi mi correggi, dice che il Baking Off è un altro ancora, l'annual è quello con i one shot. Sì, è vero, ho sbagliato, il Baking Off se esce nel volume 3. Comunque ovviamente da comprare come tutti i prodotti Alta Repubblica, proprio senza pensarci. Uscirà appunto anche il volume di Throne, la ristampa del romanzo che era già uscito per Mondadori, la traduzione sarà la stessa, l'edizione sarà quella diciamo analoga ai nuovi panini, con la copertina appunto regular bianca, che devo dire è secondo me anche molto molto bella. Poi Raghi, correggi la maiuscola qui per favore del DAI, perché mi dà un E fastidio allora, a questo proprio punto correggi etico. anche sopra cacciatori di taglie, che c'è la C maiuscola, va La messa, la C, guerra dei... esatto, grazie, così per far arrabbiare i debots, perché mettiamo i titoli con le maiuscole all'americana. E, I diari i scomparsi al diari di momento. Obi-Wan Kenobi dovrebbero uscire il 19, sarà la raccolta di tutte le storie di Star Wars 2015 che raccontano il passato di Obi-Wan su Tatooine, e anche delle varie cose che Obi-Wan ha raccontato nei suoi diari, ad esempio l'arco narrativo di Yoda. Sarà edizione deluxe dal costo di 35 €, cartonata con una copertina in pelle. Essenzialmente dovrebbe replicare l'oggetto fisico dei diari di Ben Kenobi che vediamo nella serie. Sono molto curioso di vedere come sarà concretamente questa edizione, perché mi incuriosisce molto. Secondo me sarà un bell'oggetto da collezione. Io sicuramente la metterò accanto alla mia
Elsa di Spada Laser degli Skywalker, e al casco sempre di Luke, per fare un po' il trittico degli accessori di Luke dalla serie Skywalker Colpisce, in pratica. Sempre il 19 dovrebbe uscire il romanzo Kenobi, anche questa una ristampa, è la ristampa del romanzo Legends già edito da Multiplayer, nella sua nuova edizione, i grandi romanzi Legends, con la nuova copertina. Questo secondo me esce perché mi ricordo che Nicola ha postato sul suo profilo una copia cioè una foto della copia staffetta, quindi concretamente esiste. Quindi io credo che uscirà il 19 effettivamente. Romanzo, vuoi dire tu qualche parolina sul romanzo? Poi lo commenteremo meglio il mese prossimo. Sì, il romanzo, non so se l'hai detto, è la ristampa di quello uscito per Multiplayer Sì. nel 2017 in copertina rigida con sovraccoperta. È uno degli ultimi romanzi Legends a essere pubblicato prima della vendita di Lucasfilm alla Disney. Riprende immediatamente dopo, non immediatamente, qualche tempo dopo episodio 3, e parla di come Kenobi si stia inserendo all'interno del tessuto sociale di Tatooine, in particolare nei rapporti sia comunque con gli estrattori di umidità e fattori, che con anche le tribù Tusken che vessano praticamente gli abitanti di Tatooine. Lo scontro finale sarà con una certa creatura, ci sarà un collegamento che per fortuna è stato mantenuto nella prima puntata di Mando 2, quindi quella su Tatooine con Cobb Vanth. Lascio a voi scoprire qual è il collegamento, e consigliatissimo per quanto mi riguarda. L'avevo letto, era uscito proprio in estate, nel 2017, l'avevo letto con enorme piacere, molto scorrevole. Tra l'altro è di John Jackson Miller, Sì, 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 che autore anche di una nuova alba, sì, quindi abbastanza una andate garanzia abbastanza lo sul è. sicuro. Mhm. E poi E... se... Mhm. Sì? No, no, scusa, niente, mi sono confuso. Ah, ok. No, poi sempre il 19 teoricamente dovrebbe uscire anche l'Alta Repubblica 13 con Avar Kriss senza freni, appunto Avar Kriss insaziabile. terzultimo numero della serie regolare dell'Alta Repubblica, anche questo da prendere assolutamente, un numero davvero emozionante questo, e i due successivi sono davvero davvero particolari, davvero belli. Poi sempre il 19, io dubito che uscirà davvero il 19, secondo me slitterà di almeno una settimana, però vedremo. Comunque dovrebbe arrivare a maggio. La Stella Caduta, ultimo romanzo adult della fase 1 dell'Alta Repubblica, scritto da Claudia Gray, il romanzo che racconterà della caduta del faro Starlight, lo sapete da tutte le copertine, quindi non è uno spoiler, ma soprattutto vi racconterà di come i Jedi reagiranno a questo attacco, e di come i Jedi cercheranno di salvare il salvabile, e chi soprattutto si salverà dei nostri eroi. E sempre a maggio dovrebbe anche arrivare il secondo volume epic di Eredità, l'epica serie a fumetti ambientata 130 anni dopo il ritorno dello Jedi. Per quanto mi riguarda, uno dei miei fumetti di Star Wars preferiti in assoluto. Il preferito, dai, di meglio non c'è. Cronache. No, no, zero. 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 No, beh, se la giocano. Cronache per me ha un valore un po' più affettivo, però Legacy è stata una di quelle Fuori cose scala. che mi ha un po' cioè, aperto proprio la mente dei fumetti di Star Ci hai Wars. lavato il cervello, è diverso. Sì, ci ha lavato il cervello, sì, verissime Guerre Stellari. Io tra l'altro il primo contatto con Eredità che ho avuto, l'ho avuto comprando, io a volte quando vado all'estero compro fumetti di Star Wars, se ci sono i fumetti di Star Wars tradotti nella lingua del paese in cui vado, cerco di comprarli, almeno è una cosa che facevo, più o meno faccio tuttora, però adesso è un po' diverso, più che altro perché adesso compro così tanto in italiano e in inglese che stare anche a Non c'è comprarsi... bisogno. No, esatto. E mi ricordo che ero in vacanza in Francia e andai in edicola comprando
il loro mensile di Star Wars, che era un mensile contenitore come il nostro, quindi c'era un po' di tutto, e c'era lì dentro la storia, quella autoconclusiva sui cadetti di Eredità, i cadetti Stormtrooper, Pivello, numero esatto, 4. e con quel Lord Sith Quarren con la frusta elettrificata e la spada laser rossa. Io da quella volta lì ho detto ok, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Vere guerre stellari ancora prima di conoscerle. E quindi comprate Eredità, comprate il primo volume se non l'avete già fatto, e poi compratevi anche il secondo e godetevi quella che è una delle serie più incredibili a fumetti di Star Wars mai realizzate. Impera il cattivo gusto nella scelta delle cover, ma questo è. Sì, questo con copertina davvero, davvero pessima, però vabbè, assolutamente discutibile, ma amen. Di tutti questi fumetti, di tutti questi romanzi parleremo quando parleremo con la puntata 10 di Archivio Jedi, che si terrà il 13 giugno. Sì, che si terrà lunedì 13 giugno, il secondo lunedì del mese, sempre alle ore 21, sempre qui su YouTube. Vi ricordo che oltre alla Celebration, poi essenzialmente a partire da lunedì 30 e poi tutti i venerdì successivi saremo in diretta per commentare Kenobi, Obi-Wan Kenobi, con la nostra serie di dirette The Man in the High Ground. Ovviamente poi vi ricorderemo tutto sui nostri social, sul sito, sul canale Telegram, di cui vi abbiamo già mandato il link prima, e mi sembra di aver detto tutto. C'è un ultimo richiamo da fare a Raghi. Sì? Che non ha inserito nel calendario le uscite giunti, nel quale il mese prossimo spera che io sia indisposto, perché non ci sarà alcuna pietà il mese prossimo con le uscite giunti, purtroppo. Sì, è vero, le uscite di questo mese sono state, se non sbaglio, tutto quello che non sai. La mia prima enciclopedia ristampa, tutto quello che non sai ristampa, chi è chi inedito ma datato, e la nuova raccolta in formato ultra economico dei 6 graphic novel che erano già stati presentati nei volumi ben più eleganti, cartonatini, le più belle storie. Sì, che erano decisamente carini. Vuoi dire due parole su questo o glissiamo? Ne parliamo il mese prossimo, tranquillamente. Ne Va parliamo bene. il mese prossimo. Beh, è vero, ne parliamo il mese prossimo. Bene, detto questo, direi che siamo arrivati a conclusione di questa abbastanza lunga diretta. Pensavo che avessimo poche cose da dire, invece siamo andati un po' lunghi. Ma va bene così. Io, come sempre, vi invito a continuare a seguirci qui su YouTube e su tutti gli altri nostri canali, e ovviamente vi auguro delle buone letture. Quindi che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao a tutti e buona serata. Ciao a tutti, grazie.